Formalmente dal 18 di maggio è consentita l'apertura. Molti colleghi non stanno operando in questo senso, anche perché come dire, la formalità per la quale tu hai avuto l'accesso l'abbiamo saputa il giorno 17, per cui ci vogliono anche i tempi tecnici perché ciò accada. Ma il triste della situazione è che in questo momento non sappiamo cosa vendere. Aperti con niente da vendere. Questa la paradossale situazione delle agenzie turistiche. Da lunedì anche queste attività possono aprire i battenti, ma non hanno niente da offrire ai propri clienti. Una beffa che ha spinto molte aziende a restare chiuse in attesa di tempi migliori. Già adesso, come prima apertura, l'80% delle agenzie sono praticamente chiuse. Presumo che la gran parte di queste, volendo essere positivi, ai primi di giugno, avendo una maggior consapevolezza di quelle che saranno le opportunità che verranno poste per offrire qualcosa di concreto ai nostri clienti, aprirà verso i primi di giugno, dopo il ponte del 2 di giugno, ma c'è molto disorientamento. Il bonus vacanza, per come è strutturato, ha il sapore della beffa per le agenzie turistiche, che si vedono tagliate fuori da quel meccanismo di rimborsi. Il 99% dei casi noi saremo comunque tagliati fuori, malgrado questo auspicio legato alla nostra professionalità e alla possibilità di riuscire a dare indicazioni come di consuetudine facciamo ai clienti per meglio utilizzare e soddisfare il suo desiderio di vacanza. Queste attività ora devono sicuramente rivedere il loro modello economico. Facendo del cliente tanto come consumatore quanto come la professionalità di chi opera in questo comparto lo strumento principe su cui valorizzare il turismo